Fine delle polemiche sulla mancanza del presepe alla scuola elementare di Zerman di Mogliano Veneto. La dirigente scolastica Daniela De Salvatore ha anticipato tutti e comprato il presepe per la scuola Marco Polo, col risultato che il plesso ha ora la sua natività come vuole la tradizione. Decisione salutata con soddisfazione dall'assessore comunale alle tradizioni Enrico Maria Pavan, con il quale si era innescata la polemica con la dirigenza scolastica. L'iniziale scelta di non allestire la natività era stata duramente criticata. Si erano creati dei malumori, sottolinea l'assessore, ai quali si è così messo fine. Dibattito che aveva coinvolto il comitato di quartiere, i genitori dei bambini che avevano difeso a spada tratta la scuola, le minoranze politiche comunali che avevano accusato l'amministrazione di strumentalizzare la situazione e di aver attaccato apertamente un'intera comunità educativa. Per la dirigente, che il presepe fosse fisicamente presente nel plesso non era significativo, visto che un lavoro sulle tradizioni era già in programma. Lo stesso vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, pur dicendosi dispiaciuto della mancanza del presepe, aveva lasciato massima libertà di scelta se allestirlo o meno.